Un 14enne è stato derubato del cellulare e minacciato da una donna in via Piave a Mestre. Stava tornando a casa poco dopo le 13 quando ad un certo punto è stato avvicinato. La signora, di mezza età, bianca e italiana, l'avrebbe guardato chiedendogli l'ora con un sorriso e il 14enne, che era appena uscito da scuola, ha preso il cellulare e con un colpo di mano la donna gliel'ha strappato. «Stai zitto», ha detto, «e non dire nulla a nessuno». Non sto scherzando, se parli con qualcuno di questa storia passerai guai grossi. A quel punto, dopo le minacce, la donna si è allontanata rapidamente a piedi dalla zona, mentre il ragazzino è tornato a casa di corsa piangendo e raccontando tutto ai genitori. Senza perdere tempo, a quel punto i familiari si sono precipitati nel commissariato di Mestre per sporgere denuncia. Le volanti immediatamente si sono messe alla ricerca della rapinatrice. Più volte hanno fatto il giro della zona, senza però riuscire a trovare la donna. Probabilmente non era sola, forse con lei c'era qualcuno che la aspettava in auto.